Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Il vecchio ci ha lasciati. Enzo Bearzot, da tempo malato, non è riuscito a vincere la sua ultima partita. 83 anni, friulano di Ioannis, frazione di Aiello del Friuli. Per tutti resta il CT campione del mondo a Spagna 82. Un friulano di ferro, un uomo che ha costruito e cementificato il termine gruppo nel mondo del pallone nostrano. Da giocatore era un mediano dai piedi buoni, ha vestito le casacche di Pro Gorizia, Inter, Catania e Torino. Bearzot ha collezionato anche una presenza in nazionale da giocatore e in totale ha disputato 251 partite nella massima serie. Una volta appese le scarpe al chiodo è subito diventato allenatore, iniziando come vice di Nereo Rocco e del Mondo Fabbri, poi al Torino, per passare alla sua prima vera panchina alla guida del Prato in Serie C. A fine anni 60 l'entrata in azzurro come selezionatore della neonata Under 23 e poi vice di Ferruccio Valcareggi nella nazionale maggiore ai mondiali del 70 e 74. Nel 1975 diventa allenatore della nazionale azzurra con Fulvio Bernardini direttore tecnico, responsabile unico dal 1977. Nel 1978 plasma il suo capolavoro durante il mondiale d'Argentina. Assembla una nazionale formata da giovani di belle speranze, con alcuni navigati nocchieri di esperienza internazionale, offrendo al mondo gioco e spettacolo. Battiamo l'Argentina al Monumental di Buenos Aires davanti al presidente generale Videla, con un'azione da manuale del calcio, conclusa con un gol di Bettega. Non vinciamo quel mondial solo perché la palla è rotonda, grazie a 2 prodezze balistiche degli olandesi. Nel 1980 il mosaico prosegue verso Spagna 82. Arriviamo a quarti nella fase finale dell'Europeo giocato in casa, ma la nazionale paga dazio dallo scandalo Totolero che alcuni mesi prima aveva privato gli azzurri di pedine fondamentali. Arriva l'anno Domini, 1982. Si parte per Vigo con la critica addosso, nessuno scommette una lira, i giornalisti bollano il vecchio come un bollito. Bearzot invece da bravo friulano costruisce il suo gioiello, impone il silenzio stampa nominando Capitan Zot unico portavoce della squadra. Oglia al punto giusto il meccanismo, passiamo il turno grazie alla differenza reti. Nella seconda fase ci capitano l'Argentina di Maradona, campione del mondo uscente, e il Brasile di Zico e Falcao. Le valigie sono pronte per tutti, invece arriva quello che nessuno immaginava. Battiamo 2-1 l'Argentina di Maradona, ma soprattutto eliminiamo il Brasile nella famosa battaglia del Sarriá, 5 luglio 1982, con Paolo Rossi, fino a quel momento l'ombra di se stesso,
capace di infilare la rete carioca per 3 volte. Da lì in poi sarà trionfo con la conquista del mondiale nella finale di Madrid contro i tedeschi, allora occidentali. Poi al rientro verso Roma la famosa partita a scopone in alta quota, con la Coppa del Mondo al centro nella sfida tra Bearzot e Causio contro Pertini Zoff, vinta dal Vecio, nell'unico errore fatto da Dido Zoff in quel mondiale. Durante gli anni azzurri l'unico neo del Vecio fosse quello di non lasciare il timone della nazionale al termine del trionfo. Troppo legato ai suoi uomini, il grande nocchiero ha affondato con loro, sempre a testa alta, prendendosi le colpe dei fallimenti post-82. Quando un ciclo finisce inizia subito un altro, ma non sempre gli ingranaggi funzionano alla perfezione. Non ci qualifichiamo all'Europeo dell'84, vinciamo solo la gara di ritorno con Cipro, facendo figure magre durante il girone di qualificazione. Al Mondiale dell'86 ci presentiamo da campioni del mondo uscenti, stavolta è un'altra musica. Passiamo al primo turno, ma l'avventura termina subito dopo, agli ottavi, quando ci dobbiamo inchinare davanti alla Francia di Michel Platini. Bearzot a questo punto cede il timone ad Azeglio Vicini. Da qui in avanti il grande vecchio si ritirerà in una sorta di clausura volontaria. Non ama le luci della ribalta, non ama il nuovo calcio troppo business e poco umano, non ama i media. Oggi si è spento, ma il suo ricordo non verrà cancellato, perché Enzo Bearzot non è un personaggio dei tempi moderni, ma un uomo, un professionista, un umano, un friulano che ha insegnato e lasciato tanto a coloro che vogliono intraprendere la vita nel mondo del pallone. Mandi Vecio e grazie ancora. Complimenti, straordinario, veramente bellissimo servizio. Sì, scusa, ecco il bello della diretta è anche questo, perché stavo entrando, innanzitutto un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione dell'ascolto. Questo è un servizio che ho ritrovato dalle mie teche, che fu realizzato da chi vi parla proprio il giorno stesso in cui arrivò la notizia del decesso e della morte di Enzo Bearzot. Domani, 21 dicembre, è il decennale proprio della scomparsa del grande allenatore. E allora abbiamo voluto così, visto che questa puntata zero di Domenica Sport partiva proprio oggi, abbiamo voluto un attimo anticipare e aprire insomma il ricordo di questo grande personaggio che ha lasciato un'eredità importante nel mondo del pallone non solo nazionale ma anche a livello internazionale. Allora comincia Domenica Sport, una ventina, 25 minuti insieme a voi, questa è la puntata zero. Con noi Massimo Vienna, che è anche il nostro referente commerciale, ma soprattutto grande esperto di calcio anche lui, tifosissimo della Lazio, ma che ama il pallone, nel senso che ama anche le squadre e gli piace insomma seguire il calcio come Dio comanda. Innanzitutto grazie Massimo per il tuo intervento. Grazie a voi per l'ospitalità, veramente grazie a te Omar, sempre un piacere, anche perché so che sei un grande conoscitore di calcio, ne abbiamo già parlato in un'altra trasmissione venerdì scorso e hai ricevuto grandissimi complimenti. Tra l'altro c'era io ringrazio voi che mi avete chiamato insomma a partecipare con la voce dei laziali, che era l'ultima puntata prima della pausa natalizia, in questa puntata un po' speciale, no? Molto particolare. So che avete chiuso alle 5 del mattino, così mi dicono. Esattamente. Ecco, è stata una grande puntata, molto seguita, no? Sì, devo dire abbiamo avuto straordinari risultati che non ci aspettavamo e soprattutto tante persone, tanti personaggi del mondo Lazio dagli anni 70 tipo ci hanno fatto gli auguri, tutti i reduci, perché ormai possiamo chiamarli così, del 74, quelli dei -9 dell'87 e quelli del 2000, più tanti altri amici, giornalisti e personaggi famosi, ma è relativo perché a noi ci piace il calcio, ci piace parlare di calcio, parlare dello sport più bello del mondo. Oggi grandissimi risultati, il campionato si sta spaccando in due, che ne pensi? Senti, possiamo dire, come hai detto tu e mi hai anticipato, finalmente un campionato come Dio comanda, no? Dopo tanti anni di dominio prima del Milan, dell'Inter e poi con la Juventus che per quasi 10 anni ha tenuto botto, finalmente un campionato dove non c'è una favorita, almeno sul campo, sicura, non c'è una lepre che sta scappando, ci sono tante belle novità, no? Indubbiamente, anche perché ci sono tantissimi scontri diretti ancora, teoricamente, e parliamo di pura teoria, che sia chiaro, sia anche il Napoli che la Lazio e l'Atalanta possono ancora ambire a posizioni di alta classifica per non vincere.
stiamo parlando di possibilità. Quello che lascia molto perplesso è che squadre che pensavamo potessero avere delle buone ambizioni, tipo la Fiorentina o il Torino, invece si stanno rivelando delle grandi delusioni, soprattutto la seconda. Comunque io vedo ancora favorita l'Inter. Beh, possiamo dire che l'Inter, tutto sommato, è quella che si sta veramente mordendo le mani, perché l'anno scorso, più che la Juventus, l'ha perso l'Inter. Io ho sempre sottolineato, l'Inter aveva una squadra decisamente più forte, un organico molto più attrezzato, è riuscita in un solo anno a buttare via per 2 volte adesso la Champions League, addirittura a perdere in maniera incredibile una finale di Europa League, e quest'anno uscire proprio dall'Europa. Qualcuno mi sta chiedendo come si fa a uscire dall'Europa, basta chiedere all'Inter, no? È l'unica che riesce a uscire dopo le 22 senza prendere, come si dice, daspo e via dicendo. Al di là delle battute anche ironiche, volute, perché ogni tanto agli interisti bisogna anche con la forca, perché sono tutti bravi, sanno tutto loro, no? E allora ogni tanto bisogna fargli quel ricordo, perché non si vince solo con i soldi, si vince con i giocatori, e soprattutto a volte bisogna avere il tecnico giusto al momento giusto. Senti, allora andiamo a vedere un attimo questi risultati di questa giornata. Innanzitutto ricordiamo Cagliari-Udinese 1-1, importante, è finita la partita, Udinese che era sotto alla fine del primo tempo, finalmente anche Kevin Lasagna si è sbloccato ed è riuscito insomma a raddrizzare in un certo senso la baracca. Gli altri risultati della giornata odierna, appunto Torino-Bologna 1-1, Benevento-Genoa 2-0, questo è un risultato molto importante, Inter-Spezia 2-1, a Reggio Emilia Milan-Sassuolo 2-1, intorno alle 18 se non sbaglio, infatti sta per cominciare Atalanta-Roma, e poi chiude il programma alle 20:45 Lazio-Napoli. Allora, Massimiliano, insomma, abbiamo detto un campionato veramente bello, aperto, dove tutto è possibile, niente è impossibile, e soprattutto le deluse e coloro che insomma ti hanno meravigliato fino adesso. Immagino il Milan sia la prima squadra che ti abbia meravigliato, no? Visto come in assoluto. In assoluto il Milan è per me la mia sorpresa. Io ero convinto che Pioli al suo secondo anno, come al solito, di solito il suo secondo anno è sempre un anno pessimo, non sarebbe riuscito a fare grandi risultati, invece mea culpa, stava molto bravo, prima in classifica, non è più Ibra dipendente, oggi dopo neanche, penso, 6 secondi e 20 centesimi il primo gol, quindi partenza via, è un anno che potrebbe essere molto buono per loro, sinceramente. Questo, per quanto riguarda invece, per la tua Lazio invece entriamo subito nel capitolo dedicato a Massimiliano Bienna. Si è mangiata partite incredibili, tipo Udinese, dove l'Udinese, ragazzi, ha strameritato. Primo tempo 0-2 e l'Udinese andava stretto all'Udinese. Udinese, Verona, l'ultima Benevento, hai raccolto un punto, non puoi ambire a più di tanto, ragazzi. Però questo campionato dà possibilità di rifarsi. Stasera ci sono 2 squadre che erano partite con tutt'altre ambizioni, si incontreranno alle 8:45, Lazio-Napoli, chissà. Delle altre partite delle 18 non parlo perché non mi interesso di calcio minore. La mia è una battuta. Dinominabile, no? Avete detto l'altra sera, no? E poi tra l'altro voi vi siete vantati dicendo che voi siete i centenari, gli ultracentenari, mentre gli altri sono arrivati molto dopo, no? Sull'altra sponda del 27 per fusione. Non dimentichiamo, non per nascita, per fusione. Per cui... Senti Massimiliano, invece, per quanto riguarda le altre squadre, allora anche l'Inter, tornando all'Inter, anche oggi non è che sia andata in delizia, no? Nel senso che è un primo tempo inguardabile, poi nella ripresa si è svegliato Lukaku e le cose sono un po' cambiate, no? Ecco, questo Antonio Conte, secondo te, è un allenatore all'altezza? Nel senso, i risultati dicono di sì, perché l'almanacco alla mano, insomma, dicono di sì. Ma secondo te, rispetto al Conte della Juventus, rispetto al Conte commissario tecnico della Nazionale, come vedi il Conte allenatore dell'Inter? È stata la più grande delusione in panchina, secondo me, che c'è stata. Io ero innamorato del Conte della Nazionale. Non ci dimentichiamo che è riuscito a tirare, come si dice, fuori il sangue dalle rape. Mi ero veramente innamorato. Quest'anno gli ha chiesto tutto quello che voleva, l'anno scorso lo stesso, è stato accontentato e non ha portato a casa nulla. E questo è un po' il Conte del Chelsea in un certo senso, no? Sì, ma anche lì è andato malissimo.
non, erano felicissimi di esserselo tolto, sinceramente. Ha uno stipendio, ragazzi, più alto in assoluto, 12 milioni l'anno, milioni al mese. Per quello che abbiamo visto è un po' troppo. L'Inter non merita questo. Senti, non è che ci sia probabilmente anche la differenza, nel senso che nella Juventus hai anche dirigenti che conoscono l'ambiente, dirigenti che ti lasciano tra parentesi lavorare all'inizio, credono su di te senza tanti sforzi, forse all'Inter chiedono subito nell'immediato, nel senso che i cinesi non sono gente che perde tempo, no? I cinesi vogliono i fatti, non le chiacchiere. Ecco, probabilmente Conte, se non farà bene da qui a febbraio, potrebbe addirittura rischiare, nel senso che già la sera dell'eliminazione in Champions e della mancata, diciamo così, consolazione dell'Europa League, cominciavano a girare strane voci sul futuro di Conte. Secondo te Conte è a rischio, nel senso che potrebbe addirittura, vista anche la posizione in classifica, potrebbe addirittura saltare come un tappo di spumante a Capodanno? A Capodanno no, ma a fine stagione sì. Secondo me a fine stagione che non porta nulla, sì. Sì, sì. E non sono 12 milioni che creano problemi alla dirigenza, anzi 24 perché ci sono le tasse, che creano problemi alla dirigenza dell'Inter. Però quest'anno secondo te chi arriva al suo posto? Spero non quello che dico io, che si chiama Simone Inzaghi. Spero no. Dunque Simone Inzaghi, secondo te il prossimo anno lo vedremo sulla panchina dell'Inter? Sì. Non ha ancora rinnovato con la Lazio, quindi attenzione a grandi sorprese. Il Lotito è uno che se non porti i risultati ti manda via. Farebbe infuriare tutta la tifoseria della Lazio, questo lo dico subito, che Inzaghi può anche lottare per la retrocessione, ma vai a chi lo tocca per i tifosi della Lazio. Quello che sta facendo è quello che ha fatto, insomma. Esatto, e col materiale che ha. Senti, ma è così difficile lavorare a Roma, sia sulla sponda laziale che sulla sponda giallorossa per un allenatore? È così particolare lavorare lì? Più sulla sponda laziale perché ci sono almeno ogni mattina, ogni giorno, ci sono almeno 15-20 radio, e non mi sto tenendo basso, i conti sono al ribasso, che parlano solo ed esclusivamente di Roma e Lazio. Quindi proprio 24 ore su 24 c'è una pressione fortissima, 2 partite sei il miglior allenatore del mondo, 2 partite perse sei il peggiore da cacciare via tutti, rifondazione, si lavora così, quindi è qualcosa di assurdo, credetemi, qualcosa di assurdo, influenzano i tifosi in maniera incredibile. Chiaro. È difficile lavorare tornando invece dalle nostre parti, no? Parliamo un po' di questa Udinese che devo dire la verità, da quando abbiamo iniziato la collaborazione con la Voce dei Laziali non solo ingranato, ma sta finalmente facendo vedere anche qualcosa di buono. Io l'altra sera scherzosamente ho detto che Gotti ha portato i suoi non dal calzolaio ma dal maniscalco, no? Perché dalle nostre parti c'è un detto che se tu sbagli troppo sotto porta, l'allenatore in friulano ti dice indrezza i tretas, no? Allora devi andare dal maniscalco per metterti a posto, per poter mirare la porta. Ecco, un udinese che finalmente, ripeto, magari qualcuno si aspettava qualcosa di più, però visto l'andazzo iniziale, onestamente abbiamo visto una squadra che esce dal campo con la maglia sudata, questa è la cosa importante da sottolineare. E ti sembra poco? Ragazzi, l'Udinese ha fatto una campagna acquisti a dir poco pessima, ha mandato via grandi giocatori, non ultimo Fofanà, che ha voluto andare via lui. L'Udinese è una squadra che sa giocare al calcio, corrono, si impegnano, si aiutano uno con l'altro. Il signor Gotti si è permesso il lusso di tenere fuori l'attacco titolare a Roma e ha portato a casa 3 gol, cioè, nel senso ha portato 3 punti e ha fatto 3 gol alla Lazio. L'Udinese è una squadra che sta a giocare molto bene, gioca in velocità. A me piace molto, piace veramente molto. Non mi aspettavo la partenza così fiacca, e Gotti è un bravissimo giocatore, a me piace molto, è anche molto umile. Quindi l'Udinese può ambire a molto di più della salvezza. Certo. Senti, restiamo ancora sul tema udinese. Secondo te, adesso che finalmente il ghiaccio si è sciolto, no?
vedremo qualche sorpresa in più, oppure per i tifosi friulani sarà la solita tiritera fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata di campionato? No, l'Udinese è salvo, secondo me è salvo proprio alla grande, ma non ho proprio dubbi. L'Udinese può ambire a qualcosa di più della salvezza. Io penso che, per quello che ho visto io le ultime 4-5 partite, l'Udinese è una gran bella squadra. Come una bella squadra lo Spezia, perché corrono, giocano, però la differenza qual è? Che l'Udinese ha un tasso tecnico decisamente superiore allo Spezia. Sono le squadre che mi sono piaciute di più per il momento tra le squadre minori, che sia chiaro, però corrono, si impegnano e si aiutano. L'Udinese ha qualcosa di più, secondo me l'Udinese può ambire veramente a posti oltre la metà, diciamo così, nella metà alta, Certo. può arrivare intorno al Tu 9. vedi una ripartenza verso vette diciamo così, valichi molto importanti, nel senso che tu vedi addirittura un Udinese che potrebbe lottare per un posto a UEFA. Non dico che ci arriva, però potrebbe arrivare. Però secondo te potrebbe arrivarci? Sì, non ha le carte in regola per farlo. Poi non è detto che lo faccia, ma le carte in regola ce l'ha tutte. Non si sa mai, Ha mantenuto le Dinese corre, gioca, se continuano i calciatori ad aiutarsi uno con l'altro, nulla le è precluso. Logicamente stiamo parlando sempre di squadre con un tasso tecnico inferiore alle cosiddette grandi, ma il tasso tecnico ci hanno spiegato che negli ultimi anni conta un po' meno rispetto a prima. Quindi, chiaro. Poi, come ho detto, se la palla poi comincia, finalmente la palla è rotonda, comincia a girare, magari anche con una botta di lato B potrebbe anche arrivare ciò che tu hai preventivato. Senti, parliamo del Pordenone. Per quanto riguarda questo Pordenone un po' a corrente alternata, finalmente l'altra sera è riuscito a portare a casa una vittoria importante. Quest'anno forse per i ramari, ma sappiamo che la Serie B, ne abbiamo parlato anche con te in fuori onda, insomma la Serie B è un campionato molto più difficile della Serie A, perché non, ci sono le favorite, però in B tutto può accadere nel corso della stagione, ci possono essere clamorosi ribaltoni, no? Io faccio solo una domanda ai tifosi friulani e del Pordenone in assoluto: quanti di loro avrebbero pensato a mantenere per 2 anni consecutivi la Serie B? L'anno scorso hanno lottato, hanno fatto i playoff, quest'anno stanno in alto. Io direi che il Pordenone va più che bene, va benissimo, non è una candidata alla Serie A, ma il Pordenone può fare tanto e bene. Secondo te l'aria che tira da quelle parti, visto che tu abiti proprio nel cuore pulsante della città Naonis, che sensazione c'è? Anche lì comunque c'è tranquillità, perché nessuno chiede la luna, no? Però la tua sensazione qual è, vivendo proprio all'interno di Pordenone? Pordenone, ragazzi, allora, innanzitutto in Italia è salita alla ribalta per la straordinaria partita con l'Inter in Coppa. Lì tanta gente si è innamorata del Pordenone, l'hanno anche tifata, perché quando vedi le piccole che diventano grandi, che giocano con le grandi e meritano. Pordenone è una squadra bellissima, tranquilla, non arriverà mai in Serie A, però i playoff, la sua figura la fa, e quindi bisogna accontentarsi. Io chiedo, ripeto sempre, quanti pensavano della permanenza per 2 anni consecutivi in Serie B? Secondo me saranno anche 3 minimo, perché quest'anno non retrocede di sicuro. Può dire qualcosa per i playoff, la vedo dura per il passaggio in Serie A, però è una mina vagante, una grande mina vagante. Bene, senti Massimo, stiamo andando in chiusura, come ho già ribadito in apertura di questa trasmissione, è una puntata zero, dunque soltanto è un passaggio sperimentale. Poi da gennaio, dalla seconda domenica di gennaio, inizieremo proprio una trasmissione con ospiti collegati, commenti post partita, insomma risultati e classifiche, una quarantina di minuti senza gridare, senza urlare, nel senso parleremo così a briglie sciolte, in modo semplice, tra amici, senza, ripeto, fare tanto show e spettacolo, perché non siamo noi che dobbiamo fare lo show, ma sono gli altri, quelli che vanno sul campo poi, perché sappiamo che in Italia siamo tutti grandi poeti, navigatori e soprattutto commissari tecnici, no? Tutti grandi esperti. Allora ti do, che così lo sanno anche i nostri amici che ci stanno ascoltando, vi do i risultati della 10ª giornata della Serie D del girone C. Le partite sono giocate un po' ieri e un po' oggi. Comunque questi sono i risultati finali: Caldiero Oeste 1-1, Montebelluna Feltre 2-1, a Sedico Arzignano Union San Giorgio Sedico 1-0, giocate ieri
Adriese Ambrosiana 1-1, Cartigliano Ciarlis Muzzane 0-0, a Manzano Belluno Manzanese 1-0, a Mestre Union Clodiense Chioggia Sottomarina batte Mestre 3-1. Rinviate a data da destinarsi Luparense Trento, Virtus Bolzano Delta Porto Tolle e Campodarsego Chions. La classifica chiaramente è un po' azzoppata visto i vari rinvii, comunque vede sempre il Trento al comando con 20 punti, Belluno 18 insieme a Delta Porto Tolle, Clodiense Chioggia a 17 insieme al Mestre, Montebelluna Luparense Ciarlis Muzzane Este a 16, Caldiero 15, Virtus Bolzano Manzanese 14, Arzignano Adriese 12, Cartigliano 11, Union Feltre e Ambrosiana 6, Campodarsego e Sedico con 5 punti, chiude il Chions a 3, però il Chions ha 2 partite da recuperare rispetto alle altre nostre corregionali. Grazie ancora Massimo, in bocca al lupo per la partita di stasera. Approfitto del fatto che siamo online per invitare i nostri amici a seguire la diretta post partita, no? Sì, esattamente, ci trovate dalle 23 su canale YouTube La Voce dei Laziali, oppure semplicemente sul sito www.lavocedeilaziali.com, sito realizzato, non lo dimentichiamo, dalla Horizon Informatica. Con cui ricordiamo che questo legame d'amicizia con La Voce dei Laziali è anche insieme a friulitv.net. Grazie Massimo, buona domenica a te, buona domenica ai nostri amici. Come detto, questa era una puntata sperimentale, ufficialmente inizieremo le regolari trasmissioni a partire dalla seconda domenica di gennaio con ospiti collegati, probabilmente non solo da sedi fisse, ma se lasceranno finalmente riaprire un po' i campi, perché no, anche in giro per il Friuli, sui campi di calcio della nostra regione, in particolar modo nei campi del calcio dilettanti, dove si vive ancora e si respira ancora quel calcio vero, no? Quello che fa in modo che il pallone continui ad andare avanti, meno business e più fatti, come si dice. Grazie a tutti voi, vi diamo appuntamento come sempre nel corso della giornata per aggiornamenti con stasera ci sarà intorno alle 23 linea notte per tutto quello che è accaduto in Friuli Venezia Giulia, un riepilogo generale, mentre linea diretta, quella che da qualche tempo state seguendo con noi su questo canale, tornerà regolarmente domani. Probabilmente abbiamo 2 collegamenti, non È stata un'interruzione, andiamo avanti. Io non so se voi mi sentite, purtroppo c'è un piccolo problema, eccolo. È saltata la connessione? Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it.